Rischi irreversibili dell'Einstein Telescope in Sardegna, un'analisi geologica, ambientale e giuridica. La Sardegna possiede una delle geologie più antiche e complesse d'Europa, caratterizzata da rocce che risalgono a oltre 500 milioni di anni fa. Questa natura paleozoica implica che il sottosuolo non sia composto da materiali omogenei, bensì da formazioni che hanno subito milioni di anni di deformazioni, rendendo lo scavo di grandi tunnel un'operazione ad alto rischio. Il sottosuolo dell'isola è densamente popolato da fratture, diaclasi, piani di scistosità e faglie fossili. Sebbene molte di queste faglie non siano più sismicamente attive, esse rappresentano zone di debolezza meccanica che possono causare variazioni improvvise della resistenza della roccia e instabilità durante lo scavo. Le indagini geognostiche, come carotaggi e rilievi, offrono solo una visione parziale. La realtà sotterranea può rivelare rocce friabili o zone cataclastiche a pochi metri di distanza da punti apparentemente stabili. Questo elevato rischio geotecnico non è limitato alla fase di costruzione, ma è permanente. Un tunnel deve garantire sicurezza per da 50 a 100 anni, ma in un terreno incerto possono verificarsi deformazioni lente e degrado strutturale nel lungo periodo. Il progetto dell'Einstein Telescope prevede lo scavo di circa 30 km di tunnel disposti a triangolo a centinaia di metri di profondità. Tale opera comporta rischi specifici. Lo scavo può intercettare acquiferi sotterranei, provocando il drenaggio involontario delle acque e l'abbassamento dei livelli che alimentano sorgenti e vegetazione superficiale. Anche in formazioni stabili come il granito di Sos e Natos, lo scavo altera lo stato tensionale della roccia, richiedendo monitoraggi costanti per prevenire cedimenti o microsismi indotti. Le acque reflue di cantiere cariche di fanghi o sostanze chimiche usate dalle frese, TBM, devono essere trattate rigorosamente per non contaminare i bacini idrografici. L'impatto delle grandi opere è un potenziale scempio ambientale dovuto a diversi fattori critici. 1. Smaltimento dei materiali. Si stima la movimentazione di milioni di metri cubi di roccia che richiedono aree di stoccaggio enormi capaci di alterare permanentemente il paesaggio. 2. Frammentazione dell'habitat. Sebbene l'opera sia sotterranea, i cantieri di superficie, le strade di accesso e gli elettrodotti frammentano aree ad alta biodiversità. 3. Fabbisogno energetico. Trattandosi di un'opera iperenergivora, è necessaria la creazione di centrali di accumulo BESS e infrastrutture connesse, come parchi eolici, che possono generare tensioni riguardo alla reale sostenibilità del progetto. Oltre agli aspetti tecnici, attraverso il gruppo giuridico popolare sardo si sollevano gravi questioni di natura legale e sociale. Il progetto viene contestato per diverse violazioni: sottrazione di terre e sovranità, una sottrazione illegittima di terre ai sardi e della violazione della sovranità permanente dei popoli sulle risorse naturali. Mancanza di partecipazione. È stato violato il principio di corretta informazione e partecipazione della popolazione nelle scelte territoriali, in osservanza di standard internazionali, violazione del principio di precauzione, dell'equità intergenerazionale e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Dovere di vigilanza. Viene richiamata la responsabilità degli Stati e delle imprese multinazionali, linee guida OCSE, nel prevenire danni ambientali e rispettare i diritti umani, come anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In conclusione, l'incertezza geologica della Sardegna, unita alla vastità dell'opera, rende il progetto un azzardo tecnico e un potenziale conflitto con i diritti fondamentali del territorio e dei suoi abitanti.